Stella Indipendenzia quest'oggi si trova nel territorio di Macomer. Su un bastione di trachite, non lontano dal sito nuragico Tamuli, famoso per Sas Pedras Marmuradas, troviamo il nuraghe Sabattada. La costruzione, di tipo semplice o monotorre, è ubicata su un costone roccioso riparata a sud da un dislivello di una decina di metri, mentre a nord corre l'antemurale con spessore e altezza di circa 2 metri. Il tempo ha fatto sì che ora sia visibile solo il piano terreno, nonostante vi sia la traccia delle scale per i piani superiori oramai inesistenti. Le mura sono indebolite da vari crolli e l'accesso alla struttura è pericoloso. Nonostante tutto, la torre si erge ancora per un'altezza di circa 5 metri. Anche l'uomo ci ha messo del suo, convertendo l'interno del nuraghe in una discarica per ogni tipo di rifiuti. Nelle vicinanze del nuraghe sono presenti i resti di una tomba dei giganti chiamata anch'essa Sabattada, sulla quale la sovrintendenza di Sassari ha effettuato degli scavi, rivenendo vasi e tegami decorati. Il crollo totale della tomba e le sterpaglie che la avvolgono rendono difficile l'individuazione delle varie parti del monumento. Attorno ai due monumenti, nel raggio di poche centinaia di metri, troviamo i nuraghi Roccaruggia, Sagoa de Samela, Monte Sara e il già citato complesso Tamuli.